unboxing, qui oggi con Bossolo e Gas. un unboxing di un nuovo venditore, non il solito Saffarà che abbiamo visto centinaia e centinaia di volte, ma bensì, come potete vedere dal nastro adesivo in quantità industriale, i Bailsoft, Esatto. non quello in Asia, ma Esatto. bensì quello in Campania, italiano, sito e venditore simile a quello tratta praticamente gli stessi articoli sostanzialmente di quello asiatico, e solo che ovviamente è situato qui in Italia. proprio così. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito ad analizzare il venditore in sé. Gas, come hai trovato il sito? Il sito sicuramente è un sito dei classici, niente di particolare, troviamo le varie sottosezioni dove troviamo l'abbigliamento, le varie marche. L'unica cosa che non possiamo dividere per esempio per marca, se non sbaglio, perché non ricordo attualmente benissimo, quindi se io voglio per esempio acquistare un prodotto di una determinata marca tipo la Gardner, non posso fare la ricerca tramite la marca, ma trovo tutto insieme e devo praticamente passare pian piano tutte le pagine, esatto. Però per il resto comunque è fatto bene, immagini dettagliate, descrizione anche. È intuitivo? Sì, niente di particolarmente difficile rispetto a Saffarà o AGM Software comunque. Quindi è un buon sito per quello, valido. Passiamo con il rapporto con il venditore. Com'è stato? Beh, abbastanza buono per quello, l'unica cosa che ho ordinato un prodotto, ho fatto la spedizione in contrassegno, quindi ho pagato direttamente al corriere, però al momento che il corriere è venuto a consegnarmi il pacco a casa mi sono poi accorto che uno dei prodotti che avevo acquistato non era all'interno del pacco. Magari una cosa da consigliare è sicuramente magari mandare una mail, dire guarda non c'è questo prodotto, ti va bene lo stesso la spedizione, sì o no? Perché tal caso era un prodotto che avevo acquistato io per il mio M4 e tal caso io sono rimasto senza e gli altri invece si sono portati a casa la roba, però va bene. Quindi, è un piccolo particolare questo. Quindi consigliamo ai nostri amici a casa che faranno o che vorranno fare l'ordine dai Bailsoft, sì, di mandare una mail e richiedere se effettivamente tutto il materiale è disponibile, ordinato, anche se comunque sul sito veniva fuori la scritta disponibile. Poi magari per qualche angusto motivo poi non me l'ha inviato, magari si era dimenticato o cosa, però chiedetelo in questo caso sempre, perché chiedere è meglio comunque. Gas, che prodotti possiamo trovare all'interno del sito? Che marche, qualità? Allora, beh, innanzitutto sono marche molto particolari, per esempio tratta la TMC, che è una marca che qua in Italia non la tratta nessuno, oltre alle Bailsoft cinese, se vogliamo dire. E poi anche marche originali, quindi tattici veri e propri originali, tipo tattici della LBT, cioè tattici comunque molto molto costosi e non sono repliche. Un po' di nicchia, ecco. Cioè, molto di nicchia per chi vuole fare un setup veramente da Renactor. Comunque possiamo trovare sia i tattici originali, quindi LBT, ma comunque repliche, per esempio anche della TMC. Quindi abbiamo l'originale e la replica. Quindi uno può fare la scelta se prendere l'originale, però sono 380 euro, o prendere la replica che ne spende 70-80 circa. Poi altre solite marche tipo la Pantac, tratta anche la Oakley, sia per gli occhiali che comunque per i guanti, una vasta scelta. Vabbè, la Mechanics ormai la tratta chiunque, e comunque le solite poi marche, quelle più blasonate, quelle italiane, insomma, certo, standard se vogliamo dire. Quali sono le modalità di pagamento che offre il sito? Allora, beh, oltre al solito bonifico e contrassegno troviamo anche il pagamento tramite PayPal, quindi se uno ha la PostePay va tranquillamente con quello. Io ho utilizzato in questo caso il pagamento in contrassegno, poiché non volevo anticipare assolutamente i soldi per una buona volta. Mi sono fatto dare i soldi giusto tutti i miei amici che hanno ordinato i prodotti e ho pagato direttamente al corriere. Ovviamente ho pagato leggermente di più, ma 5 euro in più sono accettabili tranquillamente. Bene, non perdiamoci in altre chiacchiere ed andiamo ad aprire il pacco. Proprio così. Allora, aperto il pacco, io tiro fuori tutti i prodotti. Semplice, così non ci ingarbugliamo più di tanto. Vai con il primo prodotto. Iniziamo con i primi due prodotti, perché sono due. Attenzione. Wow! Primo prodotto. E secondo, bensì, due pacca della TMC
in colorazione tan. Pagati 35 euro. Buon prezzo, niente da dire, insomma. Il loro prezzo. Passiamo Devo passare a questi. con il pezzo forte. Non uno, non bensì due, ma bensì bensì tre. Tattici Prendi il primo perché non ho questo. della TMC, coppia del 1961A. Ovviamente due sono spacchettati e uno impacchettato. Colorazione khaki, per la precisione. Dal prezzo di 70 euro cada uno. Diciamo è una buona replica di un bellissimo tattico, non c'è che dire. Procederemo in un futuro con la recensione. Dedicata. Poi abbiamo un po' di piccoli accessori. Vabbè, facciamo questo è l'unico accessorio che ho acquistato io. Una bellissima tasca. Tasca tripla portacaricatori singolo per M4 da Sempre. mettere su un futuro setup che vedrete, ma non vi dico niente, alla faccia vostra. Sempre in colorazione Khaki, e pagata 20 euro. 20 Pagata euro. un po' di più rispetto. Solo 20 euro. C'è il nostro cameraman che se la ride amabilmente. Ma non importa, non importa. Anzi, adesso lo frusto con queste bellissime repliche di antenne della Per- PRC sì. 152. Dall'esiguo prezzo di 10 10 euro euro cada una. Queste in realtà servono per frustare l'ego quando rompe i coglioni, perché sono abbastanza morbide, però fanno allo stesso tempo un bel effetto sulla pelle. Comunque. Però bisogna estenderle tutte quante, altrimenti non rendono. Vi danno comunque anche in dotazione il cavetto per... Così prende meglio se vogliamo connetterla alla nostra PRC, ovviamente dummy, funzionerà molto meglio e la ricezione sarà migliore. Plastego. Dai. Comunque, passiamo poi a un Un Ampec altro bellissimo Ampec 2 della D-Boys, tutto nero con bensì 25 miliardi di loghi perché è una quantità disumana, 25 è grande come la mia etichette. testa. Ovviamente per renderlo il più verosimile possibile abbiamo detto il prezzo 20 euro. 20 euro, solo 20 euro. Insomma 20 euro per plasticare. Per un pezzo di plastica sono pochissimi 20 euro per un pezzo di plastica. No, questo lasciamo stare. Lasciamo in ultima quella. Procediamo. Cos'è? US Flag, colorazione cacchia anche questa. Mi permetto di dire un banalissimo patch della US Flag in tinta Khaki brown. Khaki brown. Sì, insomma vabbè. un khaki brown US Flag. Niente da solito, vabbè, patch comunque. Quanto l'abbiamo pagata? Non si sa, 4-5 euro forse? Non ne ho la più pallida idea. Ce l'hanno regalata. Quella ce l'hanno regalata. Pezzo forte della serata. Mollone da Scania. Super utilissimo. Una molla. S80. Una S80 della Modifi. Non sappiamo se è buona, non sappiamo se funzionerà. High quanto performance sarà, se steering. effettivamente è una S80, ma noi l'abbiamo acquistata comunque. Qua adesso la pronuncia qua ragazzi. Anzi tre. tre pezzi di cui uno è anche scartato perché noi dovevamo testare la cosa prima. Comunemente detto laccio emostatico. È un comune laccio emostatico che trova il termine tecnico in Leggilo perché. leggiamo va perché è Combat Application Tourniquet, spero si dica così. È Con- il laccio emostatico di nuova generazione. Con l'immagine di un gatto perché Combat Application Tourniquet CAT. Sta per cat. E non so perché c'è il simbolo di un gatto con un bastone in mano, però ciò va tutto bene. Sostituisce il vecchio laccio emostatico Old style. in Nel frattempo il nostro cameraman si sbellica se dalle la gode, risate in se la continuazione gode. perché non noi stiamo importa, non importa. facendo il tipico unboxing del cazzo. Vai con lo sciame Di spaghetti. di spaghetti. Abbiamo condito Anzi, bucatini numero 5 della il Barilla. piatto del giorno è paracord Di tre colorazioni. alla matriciana. Allora, ci abbiamo il tan, ci abbiamo il black e Ah, ci no. abbiamo l'OD. Non abbiamo detto il prezzo del cut, anche quello era di circa 10 euro. 10 euro, sì. 9,97 per la precisione. Beh, proprio non ci facciamo mancare niente. Insomma, un po' di quantità industriale di paracord, Paracord. mi pare che siano 25 metri di paracord, una cosa del genere. Per il prezzo di 50 centesimi a metro, una cosa del genere. Pochissimo. fate i conti voi e vedete. Ma il dove risultato. cazzo è andato a finire? Vabbè, tanto lo butta fuori. Ci potete impiccare qualcuno con questo paracord. E ultima, ma non ultima, una Ultima chicca. bomboletta di
spray militare fosco che ho sbagliato a ordinare. in colorazione non brown ma bensì olive drab, che prontamente ho sbagliato a ordinare perché ho copiato semplicemente il link, però Difatti, se dovete fare, ricordiamo dal momento che noi abbiamo sbagliato a ordinare l'articolo, se avete bisogno, se dovete ordinare le bombolette spray fosco, selezionate il colore prima di fare l'ordine, non come ha fatto Gas, fate l'ordine e poi pensate di selezionare il colore. quindi vabbè, un piccolo fake. Poi comunque all'interno del nostro unboxing abbiamo finito, non c'è più nient'altro. Questi sono stati i prodotti che abbiamo ordinato. In totale siamo arrivati alla bellezza di 470 euro. Minchiazza! Tra cui io ho ordinato solo 20 euro di roba, come sempre. Sta fava! Poi Comunque, c'è stata un po' di gente che ha iniziato a ordinare a go-go, tipo il cameraman, che adesso saprete chi è perché siamo in due qui, manca la terza persona. i nostri amici a casa comunque vorranno vedere qualche recensione di quello che abbiamo Certamente. spacchettato oggi. Sicuramente il tattico del 1961 sarà fatto sicuramente un unboxing a breve. Aspettatevi un bel unboxing. Una Sì, recensione. unboxing, Una scusami. recensione. A forza di comprare roba qua ormai dico sempre Facciamo solo unboxing. Per concludere, Gas, facciamo una panoramica finale del nostro carissimo eBay Airsoft. Cosa possiamo dire per concludere? Allora, innanzitutto sito nella media, insomma, come semplicità nel trovare i vari articoli. In questo caso magari vi consiglio tipo di chiedere, come vi ho detto prima, chiedere se effettivamente hai prodotti in casa o meno. Poi alcuni prodotti, per esempio il paracord e la bomboletta di spray della Fosco, entrate dentro il link, praticamente da lì selezionerete il colore, quindi ovviamente ci sono varie colorazioni, il dark, Certo. insomma vari tipi Tutti di i tipi di colorazioni, esatto. Bisogna prestare delle piccole attenzioni Sì, quando essendo ordiniamo. stato il primo ordine non ho fatto caso a questa cosa qui perché ero abituato a avere ogni singolo prodotto diviso per la colorazione, quindi mi ha O passato il magari link. anche ogni prodotto ha un link preciso. Però va bene, basta stare un po' attenti, poi per il resto niente da dire. Spedizione direi ultra rapida Buona. perché comunque un paio di giorni, Come essendo, tutti, insomma. sì, un paio di giorni, essendo che il pacco è stato spedito da Napoli, ovviamente Sono stati anche veloci, sì, insomma. SDA sicuramente un ottimo corriere. Poi nient'altro da dire, la quantità disumana di scotch utilizzato qui, come tutti i negozianti di software in Italia, che non ho mai capito per quale motivo usano tutta questa quantità di scotch. Magari possiamo dire che non c'era tutta questa grande imbottitura e le cose che c'erano dentro Non ne necessitava, per stavano, fortuna. però vabbè, quello Ma come vedete lo scatolone è abbastanza grande. Niente da dire, insomma, dai, un buon venditore sicuramente da consigliare. bene. Per questo unboxing mi sembra di aver detto di tutto e di più. Qui da Bossolo E da gas, è tutto, alla prossima unboxing. ciao!